Tavolini, sedie, ombrelloni, ma solo di colore omogeneo e conforme allo stile delle varie piazze della città. La giunta comunale ha deciso di dare un nuovo volto al centro di Treviso, più ordinato ed adeguato al contesto urbano nel quale i locali pubblici si trovano. Il nuovo regolamento potrebbe partire la prossima primavera e dai plateatici di bar e ristoranti verrà esteso anche alle altre strutture mobili del commercio, vedi mercatini con i tanto discussi gazebo. Una linea, quella proposta dall'assessore con delega alle attività produttive Andrea De Checchi, che sta suscitando un'accesa discussione tra i consiglieri comunali, sui social come nelle piazze, e i diretti interessati, gli esercenti, si dividono tra favorevoli, contrari e perplessi, soprattutto se il cambiamento dell'arredo comporta nuovi esborsi. Che dire, se ci portano altre spese è un po', ci mettono un po' in difficoltà. Spero che ci diano delle agevolazioni per un contributo, almeno per abbellire, che è anche bello fare sti colori tutti uguali. Se ci danno un aiuto, che ben venga. Ben venga, cioè, piuttosto di vedere 3.000 sigarette cicche per terra perché non c'è una pedana, piuttosto di vedere un ombrellone mezzo spezzato di un colore diverso, sedie, tavoli, eccetera. Ben venga. Assolutamente sì, ma prima di vedere l'estetica, secondo il mio punto di vista, bisogna guardare soprattutto sulla sicurezza. In realtà abbiamo aperto da un mese, le sedie le ho appena comprate, sono giallo e è una spesa comunque, no, ricomprarle, per cui non so, non mi sembra una proposta tanto azzeccata questa. Poi è anche un modo per differenziarci, no? Può essere una bellissima idea perché comunque si crea, una continuità, quindi diventa quasi un arredo urbano, L'unica cosa è che bisogna pensare che comunque la maggior parte dei locali hanno già fatto grossi investimenti per queste tipologie di Deor e di conseguenza sì, o magari il comune viene un po' incontro o comunque si trova appunto un punto di incontro vero e proprio.